Siamo qui con le nostre amiche, con i nostri amici e stiamo adesso andremo ad analizzare, cioè la tavola che si chiama Perla. È una tavola natalizia perché ci sono dei chiari simboli natalizi, però è anche una tavola, diciamo, che può prestarsi ad altre occasioni. È monocromatica più o meno, un po' minimal, tranne che per qualcosa, una piccola contaminazione classica. Direi che è una tavola più da pranzo di Natale, ma può essere anche da cena, ma insomma è una tavola dove non è prevista la pietanza di pesce. Come vedete mancano le posate da pesce. È una tavola che naturalmente poi si arricchirà man mano che arriveranno le varie pietanze, si arricchirà, per esempio si arricchirà del flut, si arricchirà anche di un piccolo bicchierino per il passito, ma insomma l'immaginazione poi qui potrà prendere il corso e potrà diciamo, andare avanti come noi vogliamo. Analizziamo un pochino i vari oggetti, perché questa è una tavola, diciamo, estremamente semplice se vogliamo. I simboli di Natale sono soltanto questi due alberi di Natale centrali che danno l'idea che siamo a Natale. Poi insomma a me piace moltissimo connotare i tovaglioli con una sorta di braccialetto che in questo caso è fatto di strass per dare un pochino più di eleganza, più di solennità e anche perché siamo sullo specchio, siamo sul lucente, spiritosamente anche in questo senso. Allora, io ho messo qui per voi una tovaglia antichissima, è una tovaglia che proviene, credo, dalla mia bisnonna, perché già la mia nonna l'aveva utilizzata. È una tovaglia molto difficile da mantenere perché è di Organtis di pura seta, ricamata a mano, insomma molto delicata, è inutile stirarla prima di metterla, diciamo, conservarla stirata, la conserveremo stirata, però quando bisogna poi metterla a tavola bisogna dare l'ultima parata, colpo di ferro. un colpo di ferro perché si sgualcisce molto rapidamente, è sempre inevitabile. Per cui è un po' impegnativa anche da lavare, cioè, andiamo avanti su come è fatta questa tavola. L'innovazione, se così vogliamo dire, è dal sottopiatto che è uno specchio, una mattonella di specchio, ma è innovazione soprattutto per quanto riguarda i piatti. Se notiamo sono tutti uno diverso dall'altra. Io poggio il piatto qui perché lo facciamo riprendere meglio dalle telecamere. Su questa tavola penso che non ci sia molto da dire, forse qualche punto di criticità perché parliamo di Natale e quindi diciamo, qualche punto di criticità io me l'aspetto, però andrei a guardarla tecnicamente intanto. Anna Maria, cosa pensi della mise en place sotto il profilo puramente tecnico? Allora, intanto io trovo un contrasto tra la tovaglia, che è proprio assolutamente tradizionale come avevi detto tu, e la modernità dei piatti, però non è un contrasto che dà fastidio, è un contrasto che sta bene, sì. Vogliamo, anzi rende più elegante senz'altro la tavola. Non mi sembra, in un primo momento potrei pensare di non essere in Calabria, ma di essere in un paese nordico forse, che sto consumando un pranzo di Natale in una capitale del nord Europa. La cosa non mi dispiacerebbe nemmeno e quindi trovo che tutto sia anche accogliente, però contestualizzato in una maniera diversa. In un altro parallelo, diciamo, quasi. Gemma? Gemma dice che questo tavolo che si chiama Perla, della perla ne ha tutte le caratteristiche, è bello, elegante e incredibilmente freddo per quanto mi riguarda, è privo di, è un bello senza anima, è privo di personalità, sono una serie di cose tutte oggettivamente bellissime messe insieme. Cosa avresti aggiunto? L'anima. Per esempio, non lo so, che sarebbe un tocco, un bicchiere forse diverso, che abbia delle sue caratteristiche, non così perfettamente anonimo,
forse un tovagliolo che non fosse quello della tovaglia. Mi piace molto poco questo addobbo, veramente molto poco, graziosi i cosi, cioè l'aggiunta di chi lo ha fatto. Mi sembra più la rappresentazione di una bella tavola. Quindi l'idea era quella di mettere una tavola minimalista e ci siamo riusciti. Cosa ne pensi, Alberta? Sono d'accordo con Gemma, un po' fredda. La tavola di Natale deve accogliere la famiglia, gli amici più cari, è un po' perfetta ma fredda, minimal. Perfetta ma fredda. Colpito molto, se posso interrompere un attimo, io naturalmente dalla Era tovaglia. proprio il turno tuo. E certo, il mio turno alla tovaglia che racconta una storia di famiglia, soprattutto tessuti introvabili, veramente. La tavola non mi piace affatto, anche perché manca di fantasia, di creatività, non mi piace questo tabernacolo che c'è e quindi la trovo molto, molto banale secondo me e non è per niente una tavola per Natale, perché intanto amo il rosso che rappresenta appunto il Natale, di rosso non c'è nulla, c'è questo pino di ceramica, questi due pini di ceramica, io la trovo fredda, non mi dice niente, poi io vado anche, mi piace anche il kitsch fatto bene, qua di kitsch non c'è niente, è minimalista, però trovo che non sia adatta per Natale, assolutamente. Andiamo a, invece tu cosa pensavi? No, hai io detto? sì, può dare questa sensazione di freddo, però io la trovo elegante, la trovo comunque una Sì, tavola ecco, a elegante, livello di perché eleganza. nella mia fantasia l'ho spostata come posizione geografica, sì, e quindi mi sta bene, però con questo spostamento che io ho fatto a priori. Giampaolo? Si sono espressi tutti, quindi voglio dire, io vado Sì, anche cosa ti resta da dire? sul velluto rispetto anche alle cose che sono state dette. Guarda Rosanna, se tu hai detto che questa voleva essere una tavola minimalista, ho segnato, ci sei riuscita assolutamente, perché effettivamente è in questo modo. Io non la chiamerei soltanto tavola perla, la potrei definire anche tavola punto 3. Che vuol dire punto 3? Nel senso che è innovazione tecnologica verso il futuro, nel senso che è molto elegante, non c'è assolutamente Ed è questa l'idea che si voleva dare, cioè non tradizione, perché poi ne abbiamo tradizionali. Ed è quello che io ho segnato a proposito dei famosi miei appunti rispetto a questa cosa, perché potrebbe sembrare strano anche un ossimoro, ma è elegante nella sua semplicità. Certo, è completamente diversa, è quasi in contraddizione rispetto alle tavole che abbiamo alle esaminato. nostre tradizioni. Alle nostre tradizioni. Non si può certo dire che non è elegante, sia pure nella sua semplicità, ma è quello che io dico, vuol dire il punto 3, vale a dire è verso l'innovazione, verso il futuro. Sicuramente si fa un po' fatica a comprendere bene che questa possa essere la tavola, una tavola calabrese rispetto anche a quello che c'è. Ecco perché se tu hai voluto rendere questa idea sicuramente ci sei riuscita. Il calabrese non ha nulla, appunto, ho detto proprio tranne questo. la tovaglia, perché la tovaglia ho detto proprio dove questo, vuoi trovare i tovaglioli più organti? Tant'è vero che ho detto è una tavola proiettata di questa tavola, la tovaglia è preziosa. Di non è una caldo tavola abbiamo calda. solo il luogo dove ci troviamo perché c'è un caldo pazzesco. Direi proprio di no, si adegua invece al luogo perché abbiamo freddo è attinente rispetto ma d'altra anche a quello parte che è il Natale deve rappresentare il freddo. Allora io vi ricordo che noi dobbiamo votare poi in base a 5 elementi che sono l'eleganza, la funzionalità, quindi andiamo a vedere se è funzionale, l'innovazione e poi la perfezione tecnica. Quindi poi il parere può essere da 0, no? Perché noi voteremo da 1 a 5, però il punteggio deve essere obiettivo, quindi non abbiamo messo è natalizia o non è natalizia. È chiaro che ci troviamo a Natale, quindi la discussione nostra è perfetta perché noi stiamo discutendo sul Natale. Poi sulla tavola dobbiamo andare a verificare questi 4 punti, se ci sono delle criticità, e qui abbiamo trovato delle criticità generali riferite al Natale, no? Perché una tavola minimal a Natale non si è vista mai, specialmente da noi, difficilissimo. Potrebbe anche essere un tavolo nuziale questo, però neanche lì, perché neanche lì troverebbe posto, perché veramente è troppo, innovativa, un pochino troppo fredda, se vogliamo, no?
però poi sotto il profilo dei criteri bisogna vedere se si posiziona bene oppure se invece è lunare, se vogliamo, è lunare, dai, è lunare, è di neve, Punto tre. io per la verità non è stata proprio originale mia, perché io sono andata a un Natale sul Monte Bianco. Ecco che allora il riferimento di Anna Maria, mi sono spostata, ed hai ragione, dove la mise en place in questo posto fantastico era proprio simile a questa. Naturalmente io ho utilizzato le mie cose, però ecco, era simile a questa, sì. Dunque, cosa vogliamo aggiungere? Rosso, come mai? No, il tocco di rosso in questa tavola avrebbe stonato, perché diciamo è proprio questo lo stile. Poi secondo me piace, a noi non piace questa tavola, ma mi pare, no? Ma diciamo che può essere che non piace assolutamente, tant'è vero che l'abbiamo detto anche prima, può essere utilizzata anche per altre occasioni. Questo sta a significare che è altamente elegante. Per un battesimo, per una cresima, per il Natale insomma un po' di meno, quantomeno per il nostro Natale per il nostro Natale è troppo, è eccessivamente diciamo, come dire, non romantica, non troppo semplice, non calda, come ha detto Gemma. Non è mediterranea. Non è mediterranea, è una tavola, non esprime il sud. Allora, devo dire che io la amo molto, però contrariamente, ecco, un po' ai pareri, io la amo moltissimo, ma non oso metterla, spesso non oso mettere questa mise en place, perché effettivamente, diciamo, ecco, proprio per quello che abbiamo detto prima, che dobbiamo ricevere accogliendo, non solo ricevere, diciamo a casa nostra facciamo quello che vogliamo, dobbiamo ricevere accogliendo, quindi non tutti sarebbero a proprio agio in questa tavola così fredda, almeno di primo impatto. Poi è chiaro che la bellezza... Ma poi, guardando bene poi si scoprono tante belle cose. La riuscita della serata poi dipende molto dagli ospiti, però il colpo d'occhio, noi siamo qui per discutere la tavola, quindi abbiamo trovato il difetto principale che abbiamo trovato ed è la verità, per un Natale dalle nostre parti, nei nostri paesi e anche forse in Italia, insomma, non solo nel sud. Quindi tu come cuoca riflette un po' questa allora, no? io come anche, cuoca... Anche il cibo sarà così freddo? Dunque, io come cuoca a volte sicuramente sono molto innovativa, talmente innovativa a volte, devo dire, che siccome le invento al momento, le ricette, e poi voglio fare delle cose particolari, poi non mi ricordo più come le ho fatte, quindi quando mi dicono ma quella ricetta... Questo succede a chi creativa, a tutti. E poi io vi devo dire un'altra cosa, io ho un carnet che mi aveva regalato, ma molti anni fa, parliamo di 20-25 anni fa, la mia banca, un carnet dove annoto per ogni cena che faccio a casa, quindi il menù, non le ricette, il menù, la mise en place, gli ospiti che ci sono e anche gli addobbi. E c'è proprio in questo preziosissimo carnet che quando mi finisce, perché è una cosa alta così, quando mi finisce penso che la dovrò fotocopiare, anche se io ricevo sempre meno a casa perché mi piace uscire molto. Sì, questo ve l'assicuro. Molto testimone, molto mondana, mi piace molto uscire, però insomma fino a qualche tempo fa ho ricevuto molto e allora cercavo di evitare di mettere la stessa tovaglia, di mettere gli stessi piatti, eccetera. Si può, certo, anche perché con la moda adesso, che io ritengo veramente bellissima, di contaminare con questa tavola, che è minimale contaminata assolutamente dalla tradizione della tovaglia. Quindi mischiando, come ha sostenuto Alberta, no? All'inizio diceva a me piace molto mischiare, ecco, mischiando possiamo sempre essere innovativi nel Posso dire una cosa rispetto anche a quest'ultima cosa che hai detto a proposito del carnet, che mi è venuto in mente rispetto anche a quello che abbiamo detto un poco tutti, il fatto che comunque c'è una sorta di innovazione di una tecnologia che non era presente anche nelle precedenti tavole. Allora rispetto a questo carnet devi comunque evolverti anche tu e devi andare direttamente anche sul computer a fare un apposito file rispetto a questa cosa, così non hai più la necessità del cartaceo. Assolutamente sì, ma lo faccio già, però il cartaceo è prezioso. È preziosissimo perché te lo porti dietro, lo sfoglio, e allora il cartaceo per me è ancora prezioso perché ricevere a casa diciamo che è ancora un po' antico. Scusami, voglio capire,
Ma questo è un bracciale che poi gli ospiti È un bracciale Portano a casa, Questo portano a casa. è un bracciale che io effettivamente regalo. Ah, Ed è diverso per ogni tavola, perché sono bracciali, diciamo, di basso auguro che saranno costo. brillanti, Di basso non costo, no vinti. Claudio, no. Sono bracciali di basso costo che io generalmente, non sempre, regalo. È chiaro che gli uomini me li lasciano e vanno bene perché così certo. li riciclo, però insomma, sì, regalo. E poi è proprio qui che, non so, avete presente come si mette il prezzo di il prezzo di qualcosa? Io metto il cartoncino e lego qui il nome della persona, lo lego al bracciale, così ognuno sa. Quindi la vera perla è il Specialmente nome in dell'ospite. questo. Esatto, la vera perla è l'ospite, ricordiamoci sempre, dobbiamo sempre metterlo a proprio agio. Certo. Voglio concludere dicendo una cosa, visto che qui adesso siamo nel freddo, andiamo ad analizzare una cosa freddamente. Quali sono gli argomenti secondo voi da trattare e da non trattare a tavola? Sicuro non trattare di politica. Di politica. E calcio. Bravissima, politica e calcio. capito politica e Giampaolo? calcio. Ma io, Noi abbiamo- per chi lo sa, io Giampaolo evito non di parla mai di io evito di politica, parlare Perché di la politica. cena potrebbe degenerare. Degenerare. Poi Io evito di aggiungerei parlare di una politica. Un'altra cosa, quando un ospite, che siano i padroni di casa o l'ospite prende la parola, a un certo punto la lasciate. Perché Sì, non se la certo, deve certo, tenere per tutta la certo. cena. È faticoso. Dobbiamo, seguirla. tu come fai Alberta? Cioè tu cerchi di gestire anche la conversazione degli ospiti o questo in No, genere lo no, lasci? No. A parte il fatto che a casa mia vengono solo amici intimi, parenti intimi, no. Però Siamo in caso molto- tu vedessi che, perché è capitato, in caso tu vedessi che la conversazione va verso prende una piega un pochino che accende gli animi, ecco, Allora cosa si fai? cambia discorso. Cambi discorso, no? Io mi metto d'accordo con mio marito, il quale è Perché? ingestibile però, Ah, è sì. ingestibile, Ma perché anche il basta mio. che uno comincia a parlare di politica e lui allora al che io devo guardarlo in una maniera così e lui con fatica rientra dalla discussione, ma con grande fatica, e poi tocca a lui cambiare il discorso, perché se lo cambio io e non lo cambia lui, la gente continua, Certo. no? E le persone continuano perché non cambiano. Allora cambia lui, gli do il là e cambia lui il discorso, ma è ingestibile sulla politica, ognuno ha i suoi difetti. bene, Anche perché è un adesso argomento io che so appassiona. Ci sono i cuochi di là. Ci sono i mangeremo. cuochi e ci serviranno qualcosa di estremamente caldo, Caldo. perché fa freddo in questa Buona tavola. cena. No, Assolutamente nello sì. studio c'è molto caldo assolutamente, spero che il cibo sia... No, è la tavola che è Tanto che fredda, non quindi vorremmo tornare contrariamente all'acqua, alla alla tavola miele, noi che avremo il un cibo non menù sia invece gelato. con delle zuppe anche di legumi molto molto particolare e molto buono, calda. buono. Bene. Bene. E lasciamoci così. Resti come cibo. Lasciamo Come così, cibo io senza sicuramente rancore. qui metterei delle zuppe, una zuppa sicuramente, preferirei una zuppa di legumi. E poi insomma ecco una normale diciamo, un bel secondo di carne o vegetariano, però che colori la tavola. Ok. Io per la verità quando metto la tavola o bianco e nero o bianco e argento come in questo caso, poi la coloro molto con il cibo. La Ecco, coloro sì. molto con il cibo. Che contrasto si deve creare. Tu hai commentato una mia foto su Facebook Sì. dove c'era tutto bianco e nero, Sì, sì. poi la E l'ho didascalia trovata era bellissima. color it with food, cioè adesso coloralo col cibo, Sì, sì. perché questa è l'idea poi, è di colorare col cibo Benissimo, questi bene. piatti. Benissimo. Bene, siamo giunti anche alla fine di questa puntata con questa mise en place un po' innovativa e alla prossima sapremo essere più calorosi.